dalle sue origini, dal canto spiritual a il gospel più contemporaneo, le sue origini, dal canto spiritual a il gospel più contemporaneo alle colonne sonore dei film. Siamo lieti di essere qui. La storia del gospel dalle sue origini, dal canto spiritual a il gospel più contemporaneo alle colonne sonore dei film. Siamo lieti di essere qui con voi questa sera a Novi Ligure, è una cittadina che siamo lieti di poter scoprire insieme a voi e vivere insieme a voi questa sera. Il Natale è alle porte, siamo perfettamente al nostro agio finalmente, possiamo insieme a voi cominciare a scattarci un pochettino e presentarvi il nostro repertorio. Quindi davvero un grazie a tutti voi per essere qui con noi questa sera e un benvenuti da The Joy Gospel.
Moderni e che fanno parte del contemporary gospel, cioè il gospel ormai contemporaneo che si appoggia quindi alle melodie più recenti, più moderne. I brani che vi abbiamo presentato in particolare sono stati firmati da Kirk Franklin, che è un noto autore contemporaneo gospel, che vi invitiamo a cercare su YouTube, è autore di innumerevoli brani, e noi ne abbiamo presentati 2 nel nostro repertorio. Facciamo un tuffo adesso nel passato, vi riportiamo alle origini del canto gospel. Was grace that taught my heart to feel, and grace my fears relieved. How precious thing that grace appeared, the hour I felt
was the fifth, the third, the fifth, the minor fall and the major leap, the baffled beat composing hallelujah, 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 your faith was wrong, and you needed proof. You saw her bathing on the roof, her beauty and the moonlight overthrew ya. She tied you to her kitchen chair. She brought you front and she got your head, and from your lips she told it hallelujah, 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 hallelujah.
nature sing, oh, and nature sing, and heaven, and nature sing. From heaven above.